Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Celebriamo l'ascensione del Signore. Lui è andato a prepararci un posto per ognuno di noi. Il salmista dice che solo uno che ha un cuore puro e mani innocenti può salire la montagna del Signore. Preghiamo in questa Santa Messa. Chiediamo al Signore in questa Santa Messa che ognuno di noi deve fare il suo compito nel mondo e alla fine di questa vita può salire nel cielo dove è Lui. Non è facile avere mani innocenti e cuore puro. Preghiamo per questo. Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Signore, tu sei stato innalzato alla gloria del Padre, primogenito di morti fratelli. Abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, tu hai affidato alla Chiesa la missione di annunciare il Vangelo a tutti i popoli della terra. Abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, con il battesimo tu ci hai fatto testimoni della tua presenza nel mondo sino alla fine dei tempi. Abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Esulti di santa gioia degli Apostoli. Nel primo racconto a Teofilo ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella disse che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, invece voi, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale li costituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi e momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo, mentre egli se ne andava, quando ecco 2 uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ascende il Signore tra canti di gioia.
Ascende, Signore, tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende, Signore, tra canti di gioia. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ascende, Signore, tra canti di gioia. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Ascende, Signore, tra canti di gioia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutti infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque a fare discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Gesù non lascia la terra come tutti gli esseri umani esistenti e quelli che verranno anche dopo. Lui è l'unico a lasciare la terra e rimanere sempre presente ovunque come Dio è sacramentalmente presente nel tabernacolo. I non credenti non riescono a raggiungere questa elevata verità soprannaturale. Non hanno i mezzi per distaccarsi dalla razionalità che giudica secondo le apparenze. Anche la Madonna lascia questo mondo e sale al cielo in anima e corpo, ma non è Dio, è la Madre e conosce tutto che esiste nell'universo
permissione di Dio. È stata resa partecipe dei misteri della Santissima Trinità. Per questo disse al convertito Bruno Cronacchiola nella famosa apparizione di Tre Fontane a Roma: sono colei che sono nella Trinità divina, sono la Vergine della Rivelazione. La Vergine Maria disse molto altro a questo convertito nemico di Papa Pio XII e intenzionato ad ucciderlo. Diventerà un cattolico modello, un mistico di grandezza. Tu mi perseguiti, ora basta. Entra nell'ovile santo, corte celeste intera. Il giuramento di Dio è e rimane immutabile. I 9 venerdì del Sacro Cuore che tu facesti, amorevolmente spinto dalla tua fedele sposa, prima di iniziare la via dell'errore, ti hanno salvato. Oggi festeggiamo solennemente l'ascensione di Gesù, il ritorno al Padre del Figlio eterno, e ritorna con la carne e il sangue ricevuto dalla donna professata nell'Antico Testamento. È unica persona nella storia umana ad essere chiamata dalla Trinità Santissima a collaborare come mediatrice, corredentrice, insieme all'unico Redentore. Gesù sale al cielo e non ci lascia soli, altrimenti questo comporterebbe in lui la mancata parola delle promesse fatte sia durante la predicazione sia poco prima di salire verso il Padre. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Nessuno sano di mente può fare questa promessa. Gesù lo promette perché ha dimostrato di dominare la natura, la malattia, la morte, risuscitando più defunti e liberare le persone colpite dai diavoli. La massoneria internazionale vuole far dimenticare la venuta di Cristo Gesù in questo mondo ed agisce potentemente purtroppo anche all'interno della Chiesa, presentando un nuovo Gesù diverso da quello del Vangelo storico. È presentato un falso Gesù e ve ne accorgete confortando l'autentico Vangelo storico, con numerosi insegnamenti protestanti opposti dalla parola di Dio. Stanno cercando di modificare le letture del Vangelo e le parole della consacrazione della Messa, in modo per capire se un sacerdote insegna la sana dottrina, arriva soprattutto dalla sua coerenza, cioè se vive quello che predica, se crede fermamente in Gesù Cristo e non manipola le sue parole. Dalla concordanza o dal distacco interiore che si chiama apostasia. Si comprende sempre se quel sacerdote segue la sana dottrina della Chiesa o il modernismo dei protestanti. Dobbiamo sempre dire tertium non datum. Infatti, anche qui viene ammessa una terza possibilità. C'è semmai una componente che si aggiunge. Sono arrivato qui per spiegare molti potenti anticlericali del mondo alleati con molti prelati. Tutti insieme vogliono non solo far dimenticare l'esistenza di Gesù Cristo, anche quella di portare alla realizzazione di un'operazione che impressiona e suscita afflizione, ossia la presentazione dell'Anticristo come il vero Messia.
Un gruppo di ebrei da alcuni secoli lavora per dimostrare al mondo che l'ebraismo è la vera e unica religione e che Gesù Cristo è stato solo un falso profeta, un uomo di cui si racconta che fece miracoli, ma che in realtà la storia è diversa. E questi ebrei, potentissimi e veri governanti del mondo, si sono tramandati in tutti questi anni la realizzazione delle scritture secondo la loro interpretazione e che appunto il vero Messia lo devono presentare loro, che sarà l'Anticristo. Ma chi si credono in essere per nutrire questa presunzione, purtroppo sono i più ricchi e i più potenti del mondo che possono manipolare moltissime cose. Tanti diranno: com'è possibile la collaborazione di molti cardinali e vescovi a questo progetto contro Gesù? Il ricordo di Giuda Iscariota dice qualcosa? Ecco cosa rivela Gesù nel 1944 a una mistica. Riconoscerete i persecutori del Cristo nel suo secondo avvento, poiché le forze dell'Anticristo sono in marcia. Quello che molti crederanno vittoria sull'Anticristo, la pace ormai prossima, non sarà che sosta per dare tempo al nemico del Cristo di rintemprarsi, medicarsi delle ferite, riunire il suo esercito per una più crudele lotta. Queste le parole più chiare dette da Gesù nel 1943. Lucifero si sforza ad imitare Dio, si atteggia a Cristo il demonio e come Cristo ha apostoli e discepoli. Fra di essi sceglierà il perfetto per farne l'Anticristo. Per ora siamo al periodo preparatorio dei persecutori del medesimo. Voi riconoscete l'Anticristo perché non porterà mai la croce, simbolo della redenzione. Esso avrà 12 discepoli, userà ogni genere di prodigi per trarvi in inganno. Nelle chiese vi sarà disordine. Questo uomo che verrà farà gesta di beneficenza, mostrerà grande stabilità, farà del bene e tanta gente lo amerà e crederà nelle sue gesta. Ma ricordate che l'umiltà viene da Dio e chi viene da Dio non si mette in mostra. Vigilate. La grande vigilanza da attuare in realtà è all'interno della Chiesa. Al di fuori sappiamo che c'è una grande aggregazione di potenti odiatori di Dio e della sua Chiesa. Loro gestiscono i migliori mezzi di comunicazione e sanno individuare i personaggi spudorati che nei talk show, nell'intrattenimento, nei film e telenovele varie devono trasmettere insegnamenti che incitano al sesso libero da ogni genere di trasgressione, perversione, ad una visione erotica della vita e del potere. Però Gesù non abbandona nessuno, ha lasciato nel mondo molti apostoli che insegnano nelle sofferenze la verità da lui predicata. Salendo al cielo, ha incaricato agli apostoli di diffondere il suo Vangelo ovunque. Mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra.
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Abbiamo incredibilmente sentito anche la teoria che non bisogna fare discepoli di Gesù i peccatori e quelli delle altre religioni. Gesù ci ha insegnato l'altro: fate discepoli tutti i popoli. Se Gesù non invitasse a compiere questo apostolato e quindi a cercare di far conoscere Lui a tutti i popoli della terra, significherebbe che non è Dio. Essendo Dio, può dire questo ai Suoi discepoli, perché solo in Gesù Cristo vi è salvezza. Fate discepoli tutti i popoli. Noi non seguiamo un idolo del mondo che lascia ricordi, ma non può più agire, parlare e rendersi presente. Degli idoli rimangono le immagini televisive o dei concerti, delle gare sportive, le canzoni e ricordi assolutamente preziosi per i loro adoratori, ma sono idoli morti, incapaci di agire in nessun modo. Noi seguiamo l'unico Dio presente pienamente nella Chiesa, che agisce e dona quanto ha promesso, un Dio che domina tutto, perché è tutto creato da Lui, ma è buono e paziente, così lascia liberi gli esseri umani di agire secondo le libere scelte. Verrà di sicuro il tempo della mietitura e allora ognuno raccoglierà quanto avrà seminato. Vi esorto a riflettere più sulla vita eterna che sui capricci di questo mondo, diventato nemico del bene. Pensate l'anima. Gesù ci ama sempre ed è sempre con noi. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, dice il Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Ora e sempre sia lodato. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la rimissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, nell'esultanza di questo giorno santo in cui Cristo è salito al cielo alla destra del Padre, ravviviamo il fervore della nostra preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: ravviva la nostra speranza, Signore. Ravviva la nostra speranza, Signore, per la Chiesa, popolo santo di Dio, perché fra le vicende del mondo tenga fisso lo sguardo sui beni eterni, sostenendo l'aspirazione alla vera gioia
che caratterizza gli uomini e le donne del nostro tempo, preghiamo. Ravviva la nostra speranza, Signore. Per la società civile, perché ascolti il grido di speranza dei poveri e promuova la dignità di ogni persona, rimuovendo pregiudizi e grettezze d'animo, preghiamo. Ravviva la nostra speranza, Signore. Per i credenti che operano nell'ambito delle comunicazioni sociali, perché siano saggi e responsabili, animati dallo spirito evangelico e diano esempio di autentica vita cristiana, preghiamo. Ravviva la nostra speranza, Signore. Per noi tutti, perché nella nostra cultura della comunicazione siamo sempre attenti a non lasciarci sedurre da messaggi che feriscono la fraternità, mortificano la dignità delle persone e affievoliscono lo slancio spirituale, preghiamo. Ravviva la nostra speranza, Signore. Per noi qui riuniti nella celebrazione dell'Eucarestia, perché la gloria di Cristo illumini le nostre giornate, nella speranza di ritrovarci un giorno tutti insieme nella casa del Padre, preghiamo. Ravviva la nostra speranza, Signore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fa che il desiderio del cielo, dove Cristo è salito a prepararci un posto, ci sostenga e ci conforti nelle prove della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. E il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, tra il coro festoso degli angeli, mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo. Non si è separato dalla nostra condizione umana, ma ci ha preceduti nella dimora eterna per darci la serena fiducia che dove Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria.
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spessò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e sceso al cielo nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in redimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Bernadette, San Luigi Orione e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno glorioso dell'ascensione in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio,
doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito, Agnello di Dio. che togli i peccati del mondo, di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione. Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. San Michele Arcangelo, Sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, e così sia. ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Alleluia.
Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio della patria eterna, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Preghiamo insieme la preghiera alla Santissima Trinità. Quell'altra. E poi preghiera alla Vergine Santissima del quadro miracoloso. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, in questo tempo di grande tribolazione in cui il mondo sembra essere impotente dinanzi all'avanzata di questa pandemia, voi siete il mio solo rifugio, la mia unica speranza. Mie paure, la mia grande preoccupazione per quello che sta succedendo, ma anche la mia gioia, perché tu, oh Dio, sei meraviglioso e sai trarre il bene anche dal male. Mai come ora ho capito che questa è l'occasione per starti più vicino, per pregarti di più, per rinnovare la mia vita e il mio cuore a te. La vita quotidiana che mi ero costruito mi portava a correre sempre, a correre senza sosta. E in questa veloce corsa ero giunto senza accorgermi sull'orlo di un precipizio spaventoso. La tua mano forte mi ha afferrato, mi ha fermato, mi ha costretto a guardare e finalmente ho capito. Ho visto dove mi conduceva la mia folle corsa. Grazie Trinità dolcissima. Ora so che un'esistenza vissuta senza di voi è più cupa della morte. È una corsa verso il nulla. Porta verso l'abisso della disperazione. Perdona, o Signore, la mia durezza di cuore. Tu sei un Dio d'amore e vorresti sempre donare carezze ai tuoi figli. Purtroppo i tuoi figli sono spesso ciechi e testardi, e allora sei costretto a intervenire con le maniere forti. Ma anche questo è amore, perché tu, oh Dio, nulla lasci di intentato per salvarci. Alla ripresa della vita niente sarà più come prima. Ora ho capito ciò che conta veramente. Guarderò la realtà con occhi diversi. Avrò priorità diverse. Un amore più tenero e più grande per tutti i miei fratelli. E soprattutto nulla mi separerà più da te, o Signore mio solo e unico bene. La mia vita adesso ti appartiene. D'ora in poi voglio vivere per amarti e servirti e recuperare così tutto il tempo perduto lontano da te. Grazie, o Trinità beata, salvate tutte le anime. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera alla Vergine Santissima del quadro miracoloso. Vergine Santissima, meraviglioso giglio dal profumo di cielo, sei scesa dal cielo nella sera benedetta,
e con le tue dolci mani immacolate hai benedetto il quadro, lo hai irradiato con la tua luce divina e attraverso la guarigione del tuo servo hai voluto testimoniare il dono prezioso di questa immagine, così che qualsiasi creatura si avvicinerà ad esso e ti pregherà con amore, riceverà una piccola rosa spirituale, una grazia speciale per l'anima e per il corpo. Sono tante le catene di Satana, malattie fisiche, spirituali e abitudini al peccato. Spessa con la tua grazia tutti questi impedimenti. Guariscimi, liberami, convertimi, perché io possa sempre e ovunque essere testimone della tua bontà e della tua indicibile tenerezza. Per questo ti supplico, o fiero stupendo del paradiso, di elargire anche a me i tuoi favori, donandomi una rosa. L'anima mia magnifica il Signore. Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Recitiamo 3 Ave Maria per tutte le persone che operano in prima linea contro il coronavirus. Ave Maria, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Ora e sempre sia lodato. Buona serata a tutti. Grazie. Ricordo gli avvisi. Dal lunedì al sabato alle 9 le lodi, a seguire la Santa Messa alle ore 11 Santo Rosario, ore 15 la Coroncina della Divina Misericordia, ore 16 Vespri, ore 18:30 Santo Rosario Madonna Guadalupe, ore 20:45 la Compieta. Poi settimana prossima farò dire quanti giorni la faremo, va bene?
Ricordo, lunedì sera, domani sera, ore 21, faremo preghiere di guarigione e liberazione in diretta. Ricominciamo a farlo in diretta dall'associazione. Okay? Poi venerdì sera la messa di guarigione alle ore 21. Venerdì sera, il prossimo. Ricordo che la domenica facciamo 2 messe, una alle 10 del mattino e una alle ore 17. Anche stamattina era strapieno, anche stamattina. La prima volta la domenica mattina è pieno, era strapieno. Preghiamo tanto per la nostra amata Chiesa, vedete che è in agonia, diciamo così, va bene? Ma tra poco risorgerà, non preoccupate, dobbiamo toccare il fondo. Quando si toccherà il fondo, risorgerà più bella e più splendente di prima, ma stiamo toccando il fondo, l'hanno detto tutti i santi, mistici, beati, okay? Dobbiamo toccare il fondo. Quando sembrerà tutto finito, quando sembrerà tutta sfasciata, quando sembrerà che sia tutto perso, arriverà la Madonna e spazzerà via tutto qua e trionferà il suo cuore immacolato, promesso a lei, da lei a Fatima, pensate un po' voi. Leggete Catechesi che io spiego queste cose, mi raccomando. Bene, perciò preghiamo tanto per la nostra amata Chiesa, perché attraverseremo una grande tribolazione e poi risorgeremo più belli e più splendenti di prima. Avete visto adesso tutti gli scienziati, le mascherine, il virus nelle mascherine dura 4 giorni, allora perché ce le fanno portare? Adesso stanno litigando per toglierle, a giugno le toglieranno, meno male, ringraziamo il Signore, però è scusa la regione Lombardia, speriamo che ci ripensino. Bene, è giusto quelli che hanno il virus portarla, ma gli altri non possono, perché abbassa le difese immunitarie, non lo dico io, lo dicono tutti i medici e tutti gli scienziati. Portare una mascherina tante ore al giorno abbassa le difese immunitarie, così ti ammali prima. Perciò quando siete tiratele via, quando siete in giro che non c'è nessuno, tiratele via, ok? Che si abbassano le difese immunitarie. Non lo dico io, ma lo dicono tantissimi medici, scienziati, eccetera, eccetera. Guardate il professor Montanari, l'hanno massacrato, però è stato premiato dall'Europa, scusate, pare in America o in Europa, gli hanno dato un premio per quello che ha fatto, vedete un po' voi, e qua è stato martellato e distrutto da tutti. Guardate il dottor De Donno, quello che ha trovato la cura del plasma, quante gli hanno combinate, mezzo distrutto, poveretto, meno male che è stato aiutato da tanti medici che l'hanno pensato come lui, e allora hanno accettato la sperimentazione, però l'hanno cacciato fuori dalla sperimentazione a lui, pensate un po' che vigliacchi, che gente che abbiamo, va bene? Sta facendo alcune regioni, non tutte, perché hanno proibito di farle alcune, pensate un po' voi. La cura del plasma siccome funziona ma non costa nulla, il dottore qua che ha trovato la cura del plasma è che non costa nulla e guariscono tutti, ricordate, tutti. Bene, non costa nulla, è per quello che non vogliono sperimentarla, perché non costa nulla e non ci guadagna nessuno. E di lì tutto il problema. Avete visto Trump cosa ha detto venerdì? Ha detto una bella cosa, ma nessun TG italiano ne ha parlato, perché sono vigliacchi. Trump è uno incapace, è un cretino, è qua, è là, è un donnaiolo, gliene dicono in tutti i colori gli italiani, però quando fa le cose belle non parlano mai, no? E tirare via i soldi a quelli che fanno gli aborti, chiuderà tutte le case, eccetera, eccetera, e non capisce perché rimangono ancora aperte. Poi rimangono aperti i negozi che vendono gli alcol e le chiese chiuse. Per quale motivo? Le chiese devono rimanere aperte. Adesso farà una legge che le chiese devono rimanere aperte, non le può chiudere più nessuno. Pensate un po' voi, Trump, e la chiesa dov'è? La nostra chiesa? La Chiesa taccia, nessuno ha detto nulla. Trump ha detto questa cosa venerdì, giorno 22 a Santa Rita, ha detto questa cosa. Pensate che grande presidente. Riaprire le chiese immediatamente e farà una legge lui direttamente. Pensate un po' voi e nessuno parla di Trump. Tutti malvagio, Trump di qua, Trump di là. Vedete un po' voi. Vabbè. Intanto quando c'è a pregare, Trump è sempre il primo a pregare. E scusa i nostri vescovi, lasciamo stare. Va bene? Però c'è un problema, cosa ho sempre detto io. Cina gli Stati Uniti sono ai ferri corti, ricordate, c'è il problema della guerra, speriamo che non succeda, perché se succeda mitigata, preghiamo tanto che non succeda la guerra. Anche ieri nessun TG italiano ne parla perché sono dei vigliacchi, va bene? E lo dico, l'ho sempre detto e non mi nascondo, non guardate Rai 1 per favore perché è massonica e fa parte degli illuminati, ok? E dicono quello che vogliono loro. Ieri la Cina stava invadendo l'India per esercitazioni, meno male che è intervenuto Trump e li ha fermati. E c'è una mezza guerra, ma nessun TG italiano ne ha parlato, che questi stavano invadendo l'India e l'India si è ribellata. Adesso sta succedendo un po' di ferro, India, Stati Uniti e Cina. Perciò preghiamo che non succeda nulla, va bene? Ma nessun TG italiano ne parlerà, ricordate, sarà difficile che ne parlino, a meno che scoppia qualcosa te lo diranno, perché non possono tirarsi indietro quando è scoppiato. Ma noi preghiamo che non succeda nulla, sono ai ferri corti. L'ho sempre detto a quanto tempo, ma tra ieri e oggi è cambiato già quasi tutto. Bene? Perciò ringraziamo Trump che farà questa legge, speriamo quanto prima. Ok? Ricordate, non guardate Rai 1 perché fa parte degli illuminati. Guardate Fazio l'altro giorno,
in questi giorni qua cosa ha fatto? Guardate a vedere quando c'era il tappeto là, quello blu, eccetera, eccetera, dietro. C'erano 666. Andate a vedere questa tabella, vedete, 666 chi sono gli illuminati, i massoni. Ricordate, fanno parte del demonio. Ok? Spero che lo capite. Vabbè, mi fermo qui, se no sono troppo lungo. Ricordate, se qualcuno ci ha detto dove possiamo mettere le offerte, chi vuole lasciare l'offerta lo mette fuori nella cassetta, non possiamo raccoglierle. Ricordo tanto di pregare l'angelo custode, mi raccomando, che l'angelo custode c'è, esiste, è accanto a noi, è sempre con noi, ma non lo invochiamo mai, capito? Mai, ci dimentichiamo. Ma l'angelo c'è, non lo dico solo io, l'hanno detto i santi prima di me, l'hanno detto i papi prima di me, quelli santi. Bene, ma l'angelo custode c'è, esiste. Quando devo prendere una decisione importante, prego l'angelo custode e scelgo quella giusta, capito? Però io devo essere puro, come faccio? Perché se io sono in peccato mortale, l'angelo custode non è accanto a me, si sposta di 1 metro, io continuo a peccare, si sposta 2 metri, io continuo a peccare, si sposta 3 metri. Allora cosa devo fare? Mi devo confessare, ritorno puro, l'angelo custode viene dentro di me e lo sento, capito? Gli devo parlare, ok? E poi parlate a Gesù e a Maria, mi raccomando, in qualsiasi chiesa. Quando comincia la messa in tutte le chiese, anche se noi non lo vediamo perché siamo troppo umani, dobbiamo diventare più spirituali, ma è molto difficile quei tempi che corrono. Quando comincia il Santus, entra tutta la corte celeste, in ogni messa, gli angeli, gli arcangeli, i santi, la Madonna, Gesù, in ogni santa messa sono presenti. Guardate Padre Pio, l'ha spiegato tante volte, Teresa Neumann, tanti beati e santi. Entra tutta la corte celeste con gli angeli e i santi. I santi chi sono? I nostri morti, se sono santi, sono qua con noi, a pregare per noi. Anche noi prima o poi dobbiamo andare lassù, dobbiamo lasciare questa terra, ricordatelo, non siamo immortali, ricordatelo, e dobbiamo andare da Gesù attraverso Maria. Siamo qua per il paradiso, non nell'inquilino sotto, mi raccomando, siamo tutti immortali. Poi succede qualcosa, avete visto il virus? Messo capo a tutti. Virus che ho spiegato da che parte arriva, degli illuminati massoni, vigliacchi, per mettere questo vaccino. Non lo spiego qua oggi perché oggi è una grande festa che abbiamo riaperto con la Santa Messa, va bene, ma pregate tanto l'angelo custode, mi raccomando, e parlate dei vostri bisogni a Gesù, che Lui vi risponde. Qualsiasi cosa ho bisogno, io parlo a Lui. Nel giro di una settimana vi risponde. Quando io dico così, nessuno ci crede. Poi fanno la prova e vengono in studio a piangere. Boom, crollano una fontana. Perché gli ha risposto? Perché il Signore risponde a tutti, però bisogna chiedere, Lui è lì. Se io vengo qui e non gli chiedo, che senso ha? In tutte le chiese c'è Gesù realmente presente nella Santa Eucaristia. Devo chiedere, devo parlargli, come se fosse una persona fisica, come se parlasse a me. Parlate a Lui e Lui vi risponde. Bene? Mi fermo qui. Va bene? Ricordo, domani mattina la messa alle ore 9, domani sera ore 21, le preghiere guarigione e liberazione. Stasera 20:45, l'ultima compieta, quella finale. Buona giornata a tutti e volevo ricordare l'ultima cosa, se qualcuno vuole farsi la via Crucis o vuole fare il giro, tenete le distanze, escluso quelli che vivono già in famiglia, loro possono stare insieme, già vivono in famiglia insieme, ok? Possono fare la via Crucis, possono andare alla grotta a pregare insieme, quelli che vivono insieme, gli altri distanziati. Recitiamo la preghiera dei volontari dell'associazione. Ti ringraziamo, Santa Madre di Dio, per il dono prezioso che ci hai dato, l'associazione Nostra Signora di Lourdes, luogo dell'amore e della liberazione, nata dal tuo cuore traboccante d'amore per tutti i sofferenti nell'anima e nel corpo. Per questo ti preghiamo, o Vergine Santissima, insegnaci ogni giorno a servirti in questa associazione, con umiltà, con amore e perseveranza, con coraggio e fedeltà, rispondendo con generosità ai tuoi desideri, per la gloria di Dio e per la salvezza eterna delle anime. Vergine Santissima di Lourdes, aiutaci a diventare veri apostoli del tuo amore. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi
e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.